Nel giorno dell'incidente probatorio nel tribunale di Castrovillari sul caso Bergamini confermate le indiscrezioni. Denis è stato soffocato e poi posizionato sotto il camion. La conferma arriva dall'avvocato della famiglia Anselmo. Il procuratore Facciolla dice: sono soddisfatto della perizia. Oliverio non si incatenerà più. Il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin ha infatti convocato per martedì prossimo il presidente della regione Calabria a Roma. Ne ha dato notizia lo stesso governatore stamattina nel corso dell'assemblea dei sindaci. Una funzionaria dell'INPS di Crotone si è autodenunciata: da 5 anni mi pagano per non lavorare, la mia colpa aver chiesto chiarimenti sull'assunzione del mio superiore. Intascavano l'assegno sociale pur essendo residenti in Argentina. 2 coniugi denunciati dalle Fiamme Gialle di Tropea per truffa. In 11 anni avrebbero percepito 120.000 euro. Botte alla mamma che non gli dà i soldi. Arrestato dai carabinieri e affidato ad una comunità un giovane di Paola. Da 3 mesi maltrattava l'anziana genitrice. Maggioranza e opposizione ai ferri corti a Taurianova. La querel determinata dall'attentato all'automobile del sindaco avvenuto nei mesi scorsi, chiesto l'intervento della magistratura. Prima festa dell'olio all'Ocri, tutto pronto per ospitare sabato e domenica prossima in piazza una vera e propria cittadella dell'oro verde. Nel recupero della sesta giornata del campionato di Serie C, il Catanzaro di Dionigi vince in trasferta a Catania contro la Sicula Leonzio grazie alla doppietta di Falcone. Buonasera ad Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca, vi faccio vedere subito le parole affidate ai social network di Donata Bergamini. Hanno soffocato mio fratello ma non sono riusciti a soffocare noi. Queste le sue parole, lo sfogo della donna all'uscita dall'aula nel giorno dell'incidente probatorio nel tribunale di Castrovillari sul caso appunto Bergamini. Confermate le indiscrezioni, Denis è stato soffocato e poi posizionato sotto il camion. La conferma arriva dall'avvocato della difesa Anselmo e il procuratore Facciolla dice: sono soddisfatto della perizia. Sentiamo. È il giorno dell'incidente probatorio sulla superperizia effettuata sulla salma di Denis Bergamini. Udienza a porte chiuse nel tribunale di Castrovillari. Si respira aria pesante, si sentono voci concitate dall'interno. Dopo 5 ore si aprono le porte. Il risultato è riservato. Certo sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto, di quello che è stato fatto finora, di quello che hanno fatto i periti del giudice, oltre che i miei consulenti. Quindi un lavoro egregio, un lavoro davvero eccellente dal punto di vista scientifico, un grosso passo avanti. Dunque Bergamini sarebbe stato ucciso? Possiamo dire tranquillamente che Denis Bergamini è stato ucciso prima di essere scoricato sotto il camion. Quindi l'ipotesi asfissia è confermata? Assolutamente sì. Diciamo che questo esito ha dato contorni più netti rispetto a quelli che aveva già dato la perizia, in quanto certe frasi che potevano essere interpretate in maniera ambigua sono state ben spiegate invece che avevano un significato univoco. Si va a processo? Beh, noi riteniamo di sì, è chiaro che questo dipende dal procuratore, non da noi. La difesa ha qualche obiezione da muovere, non tutto sembra chiaro. Le conclusioni che hanno fatto in alcune parti no, però lo giustificheremo e lo spiegheremo nell'opportuna sede. Ma la perizia, si ribadisce, è inattaccabile. Assolutamente, noi riteniamo che sia assolutamente inattaccabile. Si è provato a contestare l'uso della glicoforina da parte della difesa dell'imputato su cadaveri datati. Ci si dimentica che sul caso Cucchi, che è un cadavere datato di 8 anni, è stata usata dagli stessi consulenti della difesa la glicoforina, quindi diventa arduo per loro contestare questo. E proprio la sorella di Stefano Cucchi è venuta a portare solidarietà alla famiglia Bergamini. Umanamente trovo che non ci sia nulla di più terribile della negazione della verità, nonostante tutto, nonostante ogni evidenza, nonostante tutto dica il contrario di quello che si vuole affermare e far credere a queste famiglie. Io ero una ragazzina e ad oggi sono qui al fianco di Donata, emozionata per questo momento così importante. Non bisogna mai smettere di crederci. Bisogna andare avanti a testa alta, spesso da soli contro tutto e tutti, sapendo che siamo nella verità, sapendo che siamo nel giusto. Instancabile nella sua determinazione, anche se molto provata, la sorella di Denis. È stato fatto quello che doveva essere fatto allora, quindi
Sono soddisfatta. Ti vediamo sono soddisfatta, provata. sì. Beh, è chiaro che comunque si tratta di una morte negata per 28 anni e quindi uno non può, credo, esprimersi in un modo diverso. Ma sono molto soddisfatta per il lavoro che hanno fatto i periti e anche per le spiegazioni che hanno dato. La prima verità è già arrivata perché mio fratello l'hanno soffocato, adesso aspettiamo le altre. Fin qui la cronaca giudiziaria, adesso parliamo di sanità perché questa mattina c'è stata la riunione dei sindaci a Catanzaro. All'ordine del giorno i problemi relativi alla carenza di personale negli ospedali e di servizi del territorio. Il governatore ha sospeso la protesta, non si incatenerà più a Roma, lo ha convocato il ministro Beatrice Lorenzin. Sentiamo. Hanno risposto all'appello del governatore i sindaci calabresi. Sono loro, dice Oliverio, a conoscere meglio di altri, meglio degli esperti del settore, i problemi della sanità in Calabria. Ai primi cittadini ha comunicato di essere stato convocato a Roma. Sono stato chiamato dal ministro per un incontro che dovrebbe tenersi, anzi che è stato fissato per martedì prossimo. Io andrò a questo incontro e chiederò che ci sia un atto interruttivo, punto. Non devo negoziare nulla, chiedo che ci sia un atto interruttivo immediato perché si inverta questo trend e la Calabria possa essere messa alla pari delle altre regioni nelle condizioni di avere un sistema sanitario tale da garantire e tutelare il diritto alla salute dei cittadini calabresi nella propria terra. Tutto qui. Al ministro Lorenzin chiederà un intervento mirato sul piano di rientro. La possibilità di rinegoziare il piano di rientro, perché le strutture sanitarie siano messe nelle condizioni di avere medici, di avere personale paramedico, di avere strumentazioni tali da poter offrire servizi. 7 anni di commissariamento non sono serviti a invertire il trend, anzi la situazione è peggiorata, il deficit ha aumentato, ha sottolineato Oliverio, e questo non potrà non avere conseguenze. Se l'incontro di martedì non dovesse sortire i risultati sperati, sarà annuncia protesta senza se e senza ma. Se martedì l'incontro dovesse andare male, che non ci dovessero essere atti interruttivi, ritornerò alla convocatoria ai sindaci, ritornerò all'assemblea dei sindaci e proporrò all'assemblea dei sindaci quello che appunto è solo uno spostamento per quanto mi riguarda. Illustrerò ai sindaci che continuerò nella determinazione di fare atti forti perché l'Italia, perché tutto il mondo sappia che questa regione non si piega appunto e non si rassegna. Adesso parliamo di cronaca perché è stata pagata per non lavorare, accade ad una funzionaria dell'INPS a Crotone, la storia riportata dal Fatto Quotidiano, la donna si è autodenunciata in tribunale, sentiamo. È nel tribunale di Crotone che la funzionaria dell'INPS si autodenuncia. Da 5 anni dice: mi pagano per non fare nulla. La storia riportata nell'edizione di oggi del Fatto Quotidiano. Il danno erariale è lei stessa a quantificarlo dinanzi al giudice, ben 200.000 euro. Una vicenda tutta calabrese, quella narrata dal giornale. Protagonista Maria Teresa Arcuri. In aula racconta una storia iniziata nel 2011. In sostanza ha chiesto di sapere se il superiore avesse superato il concorso per entrare nella pubblica amministrazione. In risposta viene prima sanzionata, poi dimensionata, infine costretta all'inattività. Una lunga battaglia legale, come conferma l'avvocato della donna Giampaolo Stanizzi, che sottolinea come la funzionaria pretendesse solo chiarezza e rispetto delle leggi. Quello che è accaduto a me, ha affermato, non deve accadere ad altri. Per la cronaca, il sospetto della funzionaria verso il superiore avrebbe trovato riscontro in una relazione della Guardia di Finanza, una storia che va avanti da anni e per la quale l'Arcuri chiede giustizia, che significa poter lavorare. E ancora parliamo di cronaca con una truffa aggravata all'INPS. 2 coniugi residenti da 50 anni in Argentina sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Tropea. Avrebbero falsamente attestato di essere residenti in Italia per intascare l'assegno sociale. In 11 anni avrebbero percepito indebitamente ben 120.000 euro. Sentiamo.
Da anni erano residenti in Argentina, ma in Italia percepivano senza averne diritto l'assegno sociale erogato dall'INPS. Nei guai sono finiti 2 coniugi denunciati per truffa aggravata dalla Guardia di Finanza di Tropea nel Vibonese. I 2 avrebbero intascato dal 2006 ad oggi ben 120.000 euro. Marito e moglie però, come accertato dai finanzieri, da oltre 50 anni vivevano nel paese sudamericano, ma per intascare l'assegno sociale avevano attestato falsamente di essere residenti in provincia di Vibo. Le Fiamme Gialle però, nell'ambito dei servizi a tutela della spesa pubblica nazionale e di contrasto alle frodi agli enti previdenziali e assistenziali, hanno effettuato una serie di controlli incrociati, scoprendo che i 2 coniugi solo sporadicamente tornavano in Italia per brevi periodi e quindi non erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione del beneficio, ossia la residenza effettiva, stabile e continuativa nel territorio nazionale da almeno 10 anni. Così, al termine delle indagini, i 2 coniugi sono stati denunciati e adesso dovranno restituire quanto hanno intascato in 11 anni, ossia 120.000 euro. Sono state infatti avviate le procedure per il recupero a favore dell'erario delle somme indebitamente percepite. È una notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia con questo uomo che si nascondeva a Lodi, dove da alcuni anni abitava con la famiglia. Si chiama Giuseppe Morabito, di 49 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Reggio Calabria. Morabito deve scontare 9 anni e 10 mesi di reclusione su una condanna a 14 anni per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fra l'Italia e il Sud America, attività illecita posta in essere dal 2002. L'uomo era attivamente ricercato dal comando provinciale della compagnia di Lodi, che erano sulle sue tracce. Si è costituito nel carcere di Milano Bollate. Giuseppe Morabito, continuo a cosche della Lockheed, era stato arrestato nel 2007 nell'ambito dell'operazione denominata Stupor Mundi, coordinata dalla DDR Regina, in quanto ritenuto elemento di vertice, riferiscono i carabinieri, di un'organizzazione appunto dedita al traffico internazionale di cocaina, approvvigionata attraverso l'Olanda, il Belgio e spacciata in Piemonte e in Lombardia. Ma adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Picchia la madre perché gli nega i soldi. Un minore è stato arrestato dai carabinieri a Paola. I militari, su disposizione del GIP del Tribunale dei Minori di Catanzaro, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti del giovane. Le indagini hanno consentito di ricostruire ripetuti maltrattamenti da parte del minore nei confronti della madre. Nel corso dell'ennesima lite il ragazzo l'avrebbe chiusa in casa e l'avrebbe malmenata. È stata la donna a denunciare il figlio ai carabinieri. Un 72enne è morto in un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione a Scalea. L'uomo, originario di Napoli, da tempo viveva nella cittadina del Tirreno Cosentino. Secondo i vigili del fuoco intervenuti all'alba su segnalazione di una vicina di casa della vittima, la causa dell'incendio potrebbe essere un cortocircuito. L'uomo sarebbe morto per asfissia a causa del fumo. Sul caso indagano i carabinieri di Scalea. 4 anni di carcere a Pietro Citrigno e 2 anni a Fausto Aquino. Il Tribunale di Cosenza ha condannato per bancarotta preferenziale gli editori di Calabria Ora, il giornale fallito nel 2013. Beni per circa 600.000 euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria ad un imprenditore accusato di omessa dichiarazione fiscale. L'operazione è scattata in seguito ad una verifica fiscale eseguita nei confronti di un'impresa di costruzione risultata evasore totale, che avrebbe occultato al fisco ricavi per circa 1.300.000 euro con conseguente evasione dell'IVA e delle imposte sui redditi. Un principio di incendio si è verificato nel vano sottoscala dell'Istituto Tecnico Tecnologico di Girifalco. L'edificio è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Dopo pochi minuti tutto è tornato alla normalità, senza gravi conseguenze ma solo tanta paura. Sulle cause dell'incendio indagano i carabinieri. Ci spostiamo adesso a Taurianova, dove c'è stato il Consiglio Comunale ad alta tensione. I verbali della seduta successiva all'atto intimidatorio subito dal sindaco Scionti finiscono adesso in procura. Sentiamo. Era stato un consiglio al veleno, quello post-attentato all'auto del sindaco di Taurianova Fabio Scionti. Il leader del centrodestra Roy Biasi in quell'occasione aveva parlato di militarizzazione della città e di clima di alta tensione causa intimidazioni e di cambiali in bianco non pagate dalla maggioranza. La risposta del capogruppo del Partito Democratico Pino Falleti non si è fatta attendere e nel corso dell'assemblea comunale aveva proposto di portare i verbali delle sedute consiliari alla Procura della Repubblica. Ora si passa ai fatti. In un'intervista insieme ai consiglieri Dario Romeo e Mesa Gerace spiega i motivi. Il collega consigliere Biasi
in un suo intervento, in un suo lungo intervento, ha proferito delle frasi che secondo noi vanno chiarite in maniera giusta e definitiva. Dopo 2 anni riteniamo che questo tipo di atteggiamento deve essere, come dicevo prima, definitivamente chiarito e non può essere che diciamo, un giudice terzo approfondire la questione, perché la loro non è la verità, la nostra, loro dicono, non è la verità in assoluto, quindi qualcuno dovrà pur stabilire come sono andati i fatti. E soprattutto su una questione rispetto alla quale noi non intendiamo derogare, che è la questione morale. Veniamo accusati continuatamente con illazioni e con insinuazioni e questa cosa credo che non possa essere più permessa. E noi abbiamo assunto un impegno formale che saremmo stati noi a fornire gli atti alla Procura della Repubblica perché accertasse la verità. Oggi ci ritroviamo con i verbali approvati e stiamo in questa settimana, ci decideremo o tramite i carabinieri o direttamente in Procura, depositeremo quest'atti chiedendo alla Procura di approfondire e di verificare la verità di queste cose. Adesso ci spostiamo a Locri, dove è tutto pronto per ospitare sabato e domenica la prima festa dell'olio in piazza, una vera e propria cittadella dell'oro verde. Sentiamo. È un programma dettagliato quello della Festa dell'Olio, manifestazione che si svilupperà nei giorni del 2 e 3 dicembre prossimi. Ieri nella sala del Consiglio Comunale di Locri, conferenza stampa di presentazione. Sarà una 2 giorni di incontri, convegni e dimostrazioni, un vero percorso di informazione e formazione. A caratterizzare l'iniziativa sarà la cittadella dell'olio che verrà installata in Piazza dei Martiri. A proporre il progetto è il GAL Terre Locridee, presieduto dall'architetto Francesco Macri, già sindaco di Locri e noto imprenditore. Quella che partirà giorno 2 sarà la prima festa perché si spera di farne un appuntamento fisso. L'architetto Macri ha infatti evidenziato che lui e i suoi collaboratori stanno lavorando proprio in questa direzione. Impegno che viene sostenuto dall'amministrazione comunale guidata da Giovanni Calabrese, che si è detto sicuro del successo dell'iniziativa. A dare il loro contributo nell'incontro con i giornalisti Enzo Minervino, vicepresidente del GAL Terre Locridee, Maurizio Baggetta, rappresentante della Ionica Holidays, il consorzio che riunisce tutti gli albergatori dell'Alto Ionio Reggino, Francesco Macri, notissimo dirigente nazionale dell'ex PDS, oggi imprenditore agricolo, e Guido Mignolli, direttore del GAL Terre Locridee. Restiamo nel Reggino perché apre lo sportello anti-stalking a Palmi, l'iniziativa del Comune in collaborazione con l'associazione Filo Rosa, destinato alle donne e ai minori in difficoltà. Vediamo. A Palmi parte il servizio di mediazione familiare e supporto alle vittime di violenza e stalking. L'ufficio, voluto dall'assessore alle politiche sociali Alessia Venturoso e sostenuto con forza dal sindaco Peppe Ranucci, è stato affidato all'associazione Filo Rosa, che si occuperà del servizio aperto il giovedì dalle 15 alle 18:30. Il sostegno a chi ne avesse bisogno è gratuito e si avvale della collaborazione di Alessia Tomaselli ed è indirizzato a donne, minori e soggetti svantaggiati. È volontà di questa amministrazione, afferma il sindaco, dare sostegno e supporto alle famiglie in difficoltà che quotidianamente affrontano problematiche complesse e che spesso non dispongono di risorse economiche tali da permettere una risoluzione. Nel frattempo ieri si è tenuto un infuocato consiglio comunale. A contrapporsi sono nuovamente la maggioranza ed il consigliere Pino Ippolito, rappresentante del Circolo Arminio. Ad aprire la seduta sono state le polemiche proprio sulle interpellanze del consigliere d'opposizione, che ha incalzato la maggioranza sulla assegnazione delle strutture sportive e sull'abbattimento di alcuni alberi delle scuole medie ed elementari. Discussi anche punti per il potenziamento e la valorizzazione delle antiche ferrovie taurensi. Le parti, sia maggioranza che opposizione, si sono trovate in linea sulle azioni da mettere in atto e sui contenuti dello schema di protocollo d'intesa con i comuni toccati dalla linea ferrata, quelli di Seminara, Mericuccà, Sant'Eufemia, Daspromonte, Sinopoli e San Procopio. Toni accesi invece sul punto conclusivo della mozione per la verifica della regolarità dei monumenti presenti nel centro storico, presentata sempre dal consigliere Pino Ippolito, che nonostante il voto unanime favorevole poi espresso dall'Assemblea ha attaccato la maggioranza e il sindaco.
Adesso parliamo di sport, in particolar modo di calcio, perché nel recupero della sesta giornata del campionato di Serie G il Catanzaro vince contro la Sicula Leonzio a Catania grazie ad una doppietta di Falcone. Sentiamo. È una doppietta di Falcone a decidere il recupero della sesta di campionato fra Sicula Leonzio e Catanzaro. La sfida giocata al Massimino di Catania regala emozioni soprattutto nella ripresa e 3 punti importantissimi per la squadra di Dionigi che fa un balzo in classifica raggiungendo quota 21. Gli ospiti ci provano sin dalle prime battute a riscattare la sconfitta maturata sul campo di Siracusa, mentre la formazione di Rigoli prova a ripetersi dopo il punto strappato nella trasferta di Cosenza. All'ottavo la rete dei giallorossi viziata da un fallo in attacco, il direttore di gara annulla e si riparte dallo 0-0 con Arcidiacono che ci prova in tutti i modi a sbloccare il risultato e lui l'uomo assist, ma i compagni sprecano in più di un'occasione. E così la gara scivola via sul filo dell'equilibrio sino alla ripresa, dove in apertura arriva la doccia fredda per i siciliani con la rete di Falcone che porta in vantaggio il Catanzaro. Blackout della formazione di casa che subisce il colpo ma fatica a reagire e così Rigoli prova a cambiare qualcosina ma non sortisce gli effetti sperati e così al 70° arriva il raddoppio per l'11 di Dionigi. Ripartenza veloce dei giallorossi, Narciso in uscita interviene di testa ma la palla raggiunge Falcone che con un pregevole tiro al volo da 30 metri insacca a porta vuota. La Sicula Leonzio proprio non riesce ad incidere in zona offensiva, mentre il Catanzaro controlla il risultato, ma all'82° Marano su punizione è lesto a ribadire in rete un tiro di Arcidiacono deviato e a permettere alla Sicula di accorciare le distanze. Poi, un minuto più tardi, si spengono sul palo colpito da Arcidiacono le speranze di riacciuffare il match per i padroni di casa, che devono fare mea culpa per la troppa imprecisione sotto porta. Festeggia invece il Catanzaro, che conquista il secondo successo esterno stagionale. Parliamo adesso di gioielli e di un evento glamour che si è svolto a Cosenza. Vediamo. È stata una serata preziosa all'insegna del glamour e della bellezza, quella offerta dalla gioielleria Scintille Montesanto nella sontuosa cornice del Castello Svevo di Cosenza. L'evento Gold Christmas Party, oltre ad un momento fashion dedicato ai gioielli, ha avuto anche un importante respiro culturale con il premio Scintille Calabria Cultura, giunto alla sua 5ª edizione. Lo sentiamo molto questo premio, è sentito veramente da tutta la famiglia, da tutta l'azienda, perché dentro c'è la promozione del territorio, la nostra amata Calabria, tanti giovani che vanno via ma rimangono con il cuore qui, da un imprenditore che è rimasto in Calabria, che ha avuto ragione di rimanere in Calabria. È un invito veramente ai giovani a rimanere in Calabria, perché la Calabria ha grande possibilità di crescita proprio attraverso le idee che hanno i giovani. Il prestigioso riconoscimento quest'anno è stato conferito per la categoria imprenditoria a Margherita Amarelli, per la cultura delle tradizioni a Caterina Celestino, per lo spettacolo a Lucio Presta e come esempio di valori umani ai fratelli Vercillo, Ginevra, Marina, Fabio e Giuseppe. Quest'ultimo vive grazie all'Arene donato dalla sorella Marina. Un premio speciale infine è andato anche a Claudio Greco, curatore tra l'altro della sfilata dei gioielli. E adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. Sulla nostra regione si preannuncia un nuovo peggioramento del tempo a partire da domani, a causa di un'intensa discesa di aria artica che alimenterà una ficcante saccatura in affondo verso la Francia, con formazione di una bassa pressione al suolo sottovento alle Alpi sul Golfo Ligure. Pertanto, dopo la giornata odierna che si preannuncia interlocutoria, dobbiamo attenderci il ritorno delle piogge con temperature che, almeno in una prima fase, risaliranno velocemente, per poi ridiscendere a partire da venerdì. Diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime 48 ore. Giovedì cieli regolarmente nuvolosi con piogge sparse un po' dovunque, maggiormente abbondanti sui versanti tirrenici. Temperature in aumento sensibile nei valori minimi. Adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì, i bacini tirrenici cosentini, il golfo di Squillace e lo Ionio Crotonese saranno agitati, tendenti a divenire molto mossi durante la mattinata. Il
restanti bacini permarranno molto mossi, con esclusione del Golfo di Corigliano sotto costa che si presenterà sempre mosso. Dopo una notte con venti da sud forti, la giornata verrà a prevalere venti da ovest moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando come di consueto al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. La puntata odierna termina qui, grazie ed arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, è tutto, io mi fermo qui, ringrazio Michele Cava in regia e Giuseppe Costanzo in messa in onda e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.